Raggiunto l'obiettivo di diventare consigliere regionale, arriviamo a sfiorare l'obiettivo del 30% che qualche giorno fa aveva dichiarato proprio qui ai nostri microfoni. E com'è la sensazione del giorno dopo? Allora, appunto, sull'obiettivo generale devo dire che un pelo mi rode, quell'1,12% che non ci consente di arrivare al 30%, più per una soglia psicologica che per sostanza reale. E quindi di fatto dobbiamo comunque prendere consapevolezza di questo salto, di questo rimbalzo importante che abbiamo fatto rispetto ai voti di 5 anni fa, e ripartire da qui. Per quanto riguarda il risultato personale, sono molto contento in una provincia in cui il Partito Democratico prende di fatto il 12%, quindi sappiamo è la provincia più leghista d'Italia, quindi battagliare qui per noi è davvero difficoltoso. Ripeto, in una provincia come questa abbiamo fatto un buon risultato. Personalmente sono molto contento di essere andato addirittura oltre le 5.000 preferenze, è un bel riconoscimento, una riposizione di fiducia da parte degli elettori importante che farò di tutto per ricambiare con grande responsabilità. Ha parlato proprio di un salto rispetto a 5 anni fa, ma il salto è veramente netto perché la Lega ha ceduto veramente molto poco. Perciò che cosa è cambiato rispetto a 5 anni fa? Beh, penso che il nostro approccio alla campagna elettorale, di presentarsi ai Veneti in questa tornata elettorale, sia stato importante. È stata costruita una coalizione molto ampia che Giovanni Manildo è riuscito a federare. Penso che le stesse caratteristiche di Giovanni, di persona mite, dialogante, seria, competente, con una professionalità riconosciuta, siano state significative per trovare tanti interlocutori all'interno della società veneta che potevano vederlo come un'alternativa valida e seria. E tutti questi elementi messi insieme io penso che abbiano contribuito a portare a questa affermazione che di fatto consolida un risultato che ci dà come interlocutori seri sul territorio. Cosa si poteva fare di più? Partire ancora prima, io quello che ho sentito che mi è dispiaciuto in campagna elettorale è il fatto che tanti mi hanno detto: ma voi dove siete in questa società? E allora a me dispiace, lo dico da sindaco, quindi abituato a avere la porta che bussa con tante persone che vengono a chiedere, no, per i bisogni quotidiani nella città e tutto. La porta si apre sempre, poi magari qualche volta si dice anche di no, però bisogna esserci, bisogna essere disponibili all'ascolto, ad accompagnare le persone nei problemi che sottopongono. E quindi, ripeto, non è nelle campagne elettorali che si cambiano le sorti di una comunità, è con il percorso che si riesce a fare prima. Penso che la sfida grande che avremo sarà proprio ripartire da oggi con questo nuovo percorso, con questo nuovo cammino di affiancamento della comunità veneta per arrivare fra 5 anni a contendersi la regione. Zaia stravince veramente rispetto a tutta la maggioranza, rispetto alla coalizione di maggioranza. Come pensa che si potrà governare e voi che siete l'opposizione, come pensate di potervi porre rispetto a questa maggioranza che effettivamente sulla carta sembrava molto più equilibrata? Beh, allora, ci si pone col fatto che quello che dicevamo in campagna elettorale era l'insieme di temi per cui battaglieremo e su cui lavoreremo per portare dei miglioramenti o raggiungere degli obiettivi per una qualità della vita migliore di questo Veneto. La presenza di Zaia in consiglio regionale è un'incognita, non veniva in consiglio da presidente, ci è venuto una scarsissima percentuale di volte rispetto al totale. Dubito che ci venga da consigliere o comunque sarà tutto da interpretare il nuovo ruolo che avrà. Nei confronti invece della maggioranza, ripeto, rispetto totale per tutti coloro che hanno voglia di mettere il Veneto e la qualità della vita dei veneti al centro. Il suo rapporto con il nuovo presidente della Regione Veneto, Stefani. Alberto Stefani è il presidente della regione, eletto da una grande maggioranza di votanti, purtroppo non di cittadini, nel senso che l'astensionismo ha fatto la parte del leone, e questo penso che debba essere un segnale forte per tutti noi, per una grande assunzione di responsabilità,
per adempiere con disciplina e onore a questo ruolo a cui siamo chiamati, perché la sfiducia che i cittadini hanno dimostrato nella politica appunto ci chiama a questo senso di responsabilità forte. Il rapporto con Stefani sarà quindi di riconoscimento del suo ruolo, rispetto del suo ruolo e ovviamente collaborazione ovunque si potrà per raggiungere degli obiettivi importanti per il Veneto, ma anche opposizione e controllo laddove invece ci saranno delle azioni, delle iniziative politiche che secondo noi saranno invece contrarie a questo miglioramento della qualità della vita della comunità veneta. Ecco, sappiamo dalla precedente intervista la cosa su cui lei vorrebbe lavorare per primo, ma la prima cosa, secondo lei, su cui andrete realmente in opposizione rispetto all'attuale maggioranza? La contingenza ci dice che l'urgenza è sulla sanità. È quello il tema che penso dall'80% dei cittadini viene posto come primo problema per la qualità della loro vita, e quindi questo sarà un tema. Spesso pongono poi il tema anche della sicurezza, perché di fatto la cronaca quotidiana ci dice che nonostante i proclami di 3 anni del governo Meloni, le cose non siano minimamente cambiate sul territorio. Ricordiamoci che la sicurezza è materia del Ministero dell'Interno, materia del governo nazionale. Quindi sì, sarà un altro dei temi su cui più con l'attività politica che amministrativa cercheremo di porre attenzione, ma penso che quello che concentrerà la maggior parte dei nostri sforzi da subito inizialmente sarà la sanità. Chiudiamo con un velocissimo messaggio di augurio al nuovo presidente. Auguri Alberto Stefani, buon lavoro. Saranno 5 anni importanti, sfide importantissime sono quelle che ci lascia questa quotidianità per il nostro Veneto. Dovremo dimostrare di essere all'altezza, non della propaganda elettorale, ma della sostanza, per raggiungere davvero, insomma, gli obiettivi per una miglior qualità della vita del nostro Veneto.